Buonasera a tutti, eccoci qui puntuali per l'appuntamento del lunedì sera alle 21:30 sul canale YouTube, per questa diretta sulle Sibille, una domanda gratuita per ciascuno, non dico per ciascuno di voi, ma per tutti quelli a cui riuscirò a rispondere entro le 22, 22:10 massimo. Vedo che c'è già una domanda, benissimo, hanno capito che non si perde tempo perché ovviamente a causa appunto del limitato tempo della diretta riesco a rispondere chiaramente alle prime domande in ordine cronologico, dunque sono ovviamente qui per voi. Vi dico solo rapidamente gli appuntamenti della settimana che proseguiranno mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano, ovviamente a parte gli appuntamenti del lunedì, di cui metà è già andato, perché abbiamo avuto un incontro sul canale Telegram, sul gruppo Telegram I Magici Arcieri Bertoldini, dove ci incontriamo appunto ogni lunedì sera alle 20:30 fino alle 21:30. E adesso siamo qua con la diretta e dunque fino alle 22, 22 qualcosina ci teniamo compagnia. Vi ricordo dunque che mercoledì sera saremo sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30 fino alle 21, 21:15 su per giù, e venerdì di nuovo sul mio canale YouTube alle 21:30 fino alle 22, 22:10. Sabato pomeriggio poi saremo sul canale YouTube del Marietto Veneziano a partire dalle 16. Lì non do un'indicazione di orario di fine perché in genere il sabato è una giornata di relax, siamo come dire più predisposti a proseguire un pochettino di più la diretta, dunque vi aspettiamo comunque a tutti gli appuntamenti, vi ricordo comunque che è necessaria l'iscrizione al canale per poter commentare in diretta e porre la vostra domanda. Bene, allora a proposito di come porre la domanda, so che molti di voi magari frequentano anche altri canali, fate bene per carità, ma non so, non conosco le regole di altri posti per porre le domande. Noi qui chiediamo sempre a tutti di scrivere il nome, la data di nascita e una domanda chiara. Niente cose generiche, niente cose, non rispondo neanche, se vedo una domanda del genere salto oltre perché così lascio posto a chi segue correttamente tutte le indicazioni e giustamente nel rispetto di tutti agisce come tutti. Dunque vi chiedo di mettere il vostro nome, la vostra data, la domanda precisa, eventualmente se chiedete su qualcun altro il nome e la data anche di questa persona. Bene, comincio dunque dalla prima domanda e comincio anche a salutare Perla, ciao, ciao Alessandra, ciao Rosa, ciao Angela, ciao Tiziana, ciao Cira, ciao Angelica, ciao Alice, Nancy, Lucy, Chiara, Marietto, buonasera Marietto, Marisa, Vera, Sally, Katia, Liana, oh quanta bella gente, Patrizia e così via. Vediamo anche un'altra Chiara, Alice. Non è necessario che scriviate 20 volte la stessa domanda, io comunque rispondo alla prima volta in cui la scrivete, dunque non è l'insistenza, anche perché la mia chat resta ferma dove mano a mano che io scorro le domande. Dunque Luigina, Rosa, Kiwi, Giovanna, Paola, Sara, Gabriella, ciao a tutte carissime, a tutti. Dunque cominciamo. Bene. Grazie Marietto che mi comunica di aver fatto le public relations ovunque. Possiamo cominciare, cominciamo da Perla. Buonasera Hilde, domanda, in campo sentimentale ci sarà qualche novità entro i 6 mesi? Perla 2 agosto 74, vediamo. Ecco, brava Perla che ha messo anche un limite di tempo. Sappiate che comunque le sibille generalmente rispondono in tempi molto brevi. Io tendo a dire entro comunque 3 massimo 6 mesi, ma spesso si verificano prima le cose. Vediamo dunque
di rispondere a Perla. Perla, novità in campo sentimentale nel prossimo periodo, 2 agosto 74. Allora, certo che senti un po', cominci a sentire qualche preoccupazione per un crescente senso di solitudine. Allora, Perla, dunque io provo, che mi hanno fatto notare che sarebbe meglio se riusciste a vederle, però per me non è poi facile interpretarle. Faccio del mio meglio, io le conosco molto bene, dunque anche al contrario non importa. Certo, però sono abituata a vederle da un'altra prospettiva, dunque. Allora, cominciamo. Conversazione, lacrime, gelosia, malinconia e nemico. E devo dire che la prima linea, cara Perla, parla da sola, non arrivi da un passato semplice, dove probabilmente ci sono state comunque delle comunicazioni, magari in un clima sereno, amichevole, ti è stata comunicata qualcosa, una notizia che insomma non è che ti ha fatto fare i salti di gioia e probabilmente ti ha procurato qualche turbamento un po' importante nel tuo passato recente, ok? Non vado oltre, nel senso che tanto gelosia e malinconia e nemico, è chiaro che il turbamento non è stato lieve e probabilmente c'è anche proprio una preoccupazione nei confronti del futuro. Vediamo comunque come un gran signore e disgrazia, vedovo e ladro, comunque ci parli di una prima linea ancora un pochino così, non proprio al massimo, perché una persona che comunque potrebbe anche essere veramente protettiva nei tuoi confronti o comunque predisposta a prendersi cura di te, diciamo non nella modalità del dottore, però in una modalità tutta sua, personale, ma comunque buona, sarebbe anche buona per te, però con questa disgrazia qui diciamo che non c'è un'evoluzione, anche se una persona sembra essere già intorno a te in questo periodo, però purtroppo la cosa, o sei tu che non riconosci il potenziale di questa persona, oppure attualmente non c'è un ricambio, non è ricambiata. Allora, speranza, omaggio di preziosi, allegria. Il prossimo periodo parla già di un cambiamento. Dunque, se il tuo passato e il tuo presente sono nettamente infelici per ora, abbiamo come una netta divisione, un passaggio che porta già, come dire, una certa leggerezza. Abbiamo un primo indizio di cambiamento qui, non è certo un cambiamento di quelli scoppiettanti o chissà che tipo di cambiamento, un cambiamento un po' in sordina che comunque sembrerà arrivare quando tu meno te l'aspetti e effettivamente alleggerisce molto la situazione, perché speranza, omaggio di preziosi, allegria, parlano di un clima molto più leggero che si viene a creare, dove anche c'è la possibilità di un qualcosa di un po' più intimo, di un po' più appagante. In effetti è possibile che da un corteggiamento fatto così un po' opportunisticamente o comunque un'occasione da cogliere al volo può innescarsi appunto un cambiamento. Dunque per il prossimo periodo comunque direi che è possibile proprio che riesca tu a trovare qualcuno, perché costanza e fortuna, ovviamente l'amplificazione di questa carta che quando è vicina a carte positive ne aumenta l'azione e il senso, abbiamo comunque un uomo che sarà comunque veramente una cosa positiva per te, un uomo più grande, più grande. Bene, Perla,
grazie per aver posto la tua domanda, andiamo avanti. Alessandra. Ciao, grazie, grazie Alessandra, è un piacere anche per me essere in vostra compagnia. Vorrei sapere se un giorno troverò l'uomo vero, sincero e puro d'anima. Sono nata il 27 gennaio 97. Allora, dunque, con le sibille mi è difficile rispondere a una domanda del genere se questo dovesse manifestarsi in tempi, diciamo, al di là di quelli di questa lettura. Dunque non prendere la risposta delle sibille in questo caso come definitiva, piuttosto proviamo a vedere cosa capiterà per te nel prossimo periodo, vediamo se trovi questo uomo vero e sincero. Ti comunico che io ho aspettato 40 e più anni, dunque l'importante è non perdere la speranza. Andiamo avanti. Allora, c'è molto scambio di contatti, vediamo, provo a girarle già così, vediamo se così. Proviamo, stasera sto facendo un esperimento perché non avendo io una telecamera alle mie spalle, devo un po' arrangiarmi come viene, però faccio del mio meglio anche per rendervi partecipi. Allora, curiosamente abbiamo la stessa chiusura della stesa di prima. Comunque, gelosia, casa, disgrazia, domestico e deliranti. Allora, ma tu hai avuto un ex morbosissimo che ti levava il fiato, dunque capisco che tu stia cercando, tra l'altro ti levava il fiato da una parte e ti incucchiava, al sud si usa questa parola, la adoro, e ti incucchiava anche delle storie, dunque capisco che tu stia chiedendo un uomo gentile, leale, bla bla bla. Ah, sì, allora, un qualcuno già c'è, vedi la carta del Gran Signore, dunque non è male, è già un buon segno. È una persona che sicuramente si darà da fare, anche se può essere inizialmente una situazione mordi e fuggi, oppure come, vedi, io le ho mescolate bene, vero, ve lo garantisco, le ho mescolate bene, ma sono venute queste due che erano lì insieme a questa, sono venute qua, stessa sequenza, dunque ci sarà veramente una di quelle occasioni che vanno colte al volo, è tornata questa cosa a dirci di come devi proprio guardarti intorno perché, cara mia, è già lì che ti fiata sulle spalle, un uomo così. Bisogna vedere se sei in grado di riconoscerlo, questo è un po' il fatto. Comunque è possibile che magari può anche essere che questa persona non ti faccia un'immediata simpatia subito, però c'è la possibilità appunto che tutto sommato se dai un'occasione, un'opportunità, la cosa può rivelarsi anche piuttosto favorevole. Attenzione perché con morte e amica direi che è possibile che questa situazione che si verrà a creare ti porterà forse o l'allontanamento di un'amica, comunque un cambiamento. Anche perché sono ben due le carte di cambiamento in questa circostanza. Il primo è un qualcosa subito, dunque al di là della tua volontà, che è questo, e dunque è possibile che tu non voglia perdere un'amicizia, ma che purtroppo non sarai nella condizione di poter scegliere. Evidentemente ci sarà qualche situazione che poi ci racconterai forse. E viaggio, dunque, altro cambiamento intenzionale, volontario. L'esito. Beh, l'esito è favorevole, vedi che c'è la possibilità in effetti di cominciare con delle comunicazioni via via sempre più intime, sempre più positive,
E questa è un po' la carta un po' così, dunque o lui è già impegnato, questa persona qui, comunque in una, oppure magari all'inizio la terrete per voi, non sarà un qualcosa che dichiarerete subito o che farete conoscere anche agli altri. Bene, spero di averti risposto. Passiamo avanti con la prossima domanda. Allora, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù. Cira, una domanda particolare che solitamente non è un argomento di cui si parla spesso. Non riesco a risponderti a una domanda del genere con le sibille. Dunque, Cira, questa è una domanda sì-no molto precisa. Le sibille mi raccontano più che altro una storia, quello che avverrà nel prossimo periodo, almeno per la modalità che ho scelto di usare nelle dirette. Dunque, per questa risposta però torna a porre la tua domanda mercoledì, quando ci sarà anche il Marietto e potrà risponderti con il pendolino, ok? E io poi stenderò con la stesa, ma per raccontare quello che vi aspetta nel prossimo periodo. Allora, vediamo. Angelica, vorrei sapere se lui è geloso di me. Allora, Angelica, 16 giugno 76, Fiorenzo, 24 maggio 54. Beh, lo vediamo subito se è geloso di te, nel senso che se lo è, compare quella carta. Immancabilmente la gelosia, ti assicuro che dove ci sono i gelosi viene fuori. Vediamo se Fiorenzo è geloso di Angelica. Sai, adesso magari, oh scusate, vedete la forza dell'abitudine. Allora, beh, adesso secondo me non te lo dà molto a vedere, anche se, dunque, prigione, disgrazia, ammalato, beh, devo dire che non è che stiamo a fare salti di gioia nella linea del passato, dunque o è nata veramente da un mare di difficoltà questa relazione, vuoi che magari inizialmente uno dei due era molto sulle sue, probabilmente arrivava anche da situazioni molto forti del passato, dunque diciamo che o addirittura è stata superata una prova di natura fisica, nel senso una malattia, un qualcosa di veramente provante, perché queste sono carte molto complesse, in un modo ovviamente diverso da altre carte complesse che abbiamo visto in altre circostanze, perché proprio il tipo di sequenza descrive un clima particolare che però ha dato il via a un qualcosa. Vedete che c'è bambino e riunione. Dunque, diciamo che da una situazione disastrosa è nata questa relazione con quest'uomo più grande, che ha comunque un atteggiamento molto amichevole, no? Sempre ben disposto all'ascolto e al sostegno, che comunque morte e vecchia signora, parla appunto di come sia attualmente in corsa una trasformazione, un cambiamento. Dunque le carte cambiamento sono spesso presenti nelle stese e poi in base alle lame che precedono e seguono abbiamo anche un indizio di qual è questo cambiamento. Intanto potrebbe parlare appunto del coinvolgimento di una persona più grande che in questo momento è nella vostra orbita e che possibilmente è una situazione che o sta andando a chiudere, magari proprio lui, quale
protagonista e soggetto di questa linea, no? Oppure c'è una qualche cosa che coinvolgerà appunto una signora, oppure addirittura questo cambiamento avverrà per una gita, una visita. Sì che nel prossimo periodo sembrerebbe proprio che la vostra relazione si infittisca. Fino a qua non abbiamo segni di gelosia e dunque probabilmente tu ti stai chiedendo se effettivamente quest'uomo ci tiene a te in un certo modo, no? Però guarda, ti assicuro che probabilmente fino ad oggi non c'è stato un motivo, ma in un momento in cui non te lo aspetterai, lui tirerà fuori questa gelosia, dunque ce l'ha dentro di essere un po' geloso. Dunque non preoccuparti, tra l'altro 24 maggio, beh, diciamo che già ai gemelli, magari non tantissimo, però insomma non vuol dire niente. Comunque mi sembra che in futuro lo manifesterà, sta tranquilla che lo manifesta, dunque ti toglierà ogni dubbio che hai in questo momento. Resta comunque di fatto una persona che ha degli veramente una valida persona con qualche moto d'orgoglio, ma comunque una persona veramente disponibile, con cui hai tutta la possibilità di stare anche bene. Comunque deve essere un tipo dall'aspetto molto giovanile, perciò ok, andiamo avanti. Vediamo la prossima domanda. Eccoci qui, vediamo chi c'è. Allora, Alice, volevo chiedere se c'è un ritorno. Alice, mi devi mettere anche la tua di data. Andiamo avanti. Chiara. Allora, 18 aprile 97, volevo sapere se il mio ex Marco, 23 settembre 95, tornerà. Vediamo. Ecco, quando ci sono le date è tutta un'altra cosa. Spero che quella volta dunque non avessi visto chissà che Marco. Ok, vediamo un po'. Chiara, 18 aprile 97, vediamo se il suo ex Marco, 23 settembre 95, tornerà. Beh, una bella discussione c'è stata, eh? Mannaggia l'abitudine, mi dovete perdonare le tante stese che faccio, le faccio tutte così, dunque avanti. Vabbè, le metto qui. Le inquadrerò meglio dopo, vediamo un pochettino. Ok. Allora, Messaggero, Imeneo. Scusate solo un secondo. Eccomi qua, perdonatemi, un piccolo imprevisto, non me l'aspettavo, ma va bene, pazienza. Avrei invece dovuto aspettarmelo. Allora, Messaggero, Imeneo, dispiacere, gran consolazione, e, anzi consolante sorpresa e viaggio. Dunque abbiamo comunque una situazione in cui ehm,
Allora, la domanda era se torna il tuo ex, giusto? Okay, sì. Allora Chiara, io non so se tu per caso recentemente, e non so neanche da quanto, vi siate lasciati, dunque, non ho idea se questa cattiva notizia riguardo a un legame ti sia arrivata perché magari nel frattempo lui tu hai saputo che magari sta frequentando qualcuna, oppure se il vostro legame, che magari inizialmente è nato o che si fondava molto sugli scambi al telefono, e ha dato comunque un dispiacere, ma direi più che altro che comunque c'è stato probabilmente di sicuro un dispiacere e abbiamo appunto la possibilità che comunque tu possa aver fatto comunque una scelta nel tuo passato recente, forse proprio per superare un po' questa situazione. Diciamo che all'inizio hai cercato di reagire bene. Abbiamo casa, ammalato, bambino, malinconia. Allora, guarda, in questo momento non vedo la possibilità che lui torni, perché comunque il tipo di intimità o di vicinanza, prossimità che avevate non poggia su basi sane in questo momento, è come se comunque ci fossero tante cose di una certa importanza che non vanno. Dunque c'è eccessiva fragilità, diciamo così, ehm, non credo che al momento non mi spiego molto bene questa carta del bambino, a volte le sibille sono straordinariamente alla lettera, altre volte invece parlano per figure, per metafore. Dunque non riesco a capire se, ma penso dal 97, voglio sperare che voi non abbiate un figlio insieme, mi sembra un po' prematuro, però Dio, non si può dire che, cioè, se c'è, per carità, però secondo me, diciamo che qui stiamo parlando di una situazione che è troppo vulnerabile e che al momento non, anche se c'è magari un tentativo d'approccio o se ti sembra che possa, in realtà ancora niente. Anche nel prossimo periodo la vedo come una cosa piuttosto bloccata, vedi che c'è prigione, però attenzione perché ladro, l'amante è giovane fanciulla, dunque è possibile che possa anche tornare a farsi avanti. Eh, Devo dirti però che comunque ti darà ancora motivo di essere gelosa, perché secondo me un pochettino ha sta cosa che si guarda un attimo intorno, eh. Ti faccio vedere le carte di esito, dunque vedi che sì, c'è magari il ricontatto verso di te, ma poi c'è anche gelosia e allegrezza al cuore. Sai, sono 2 carte che insieme ti parlano c'è gelosia perché? E l'allegrezza al cuore guarda la situazione. È vero che è un momento felice, ma è anche vero che c'è la donna che balla fra 2. In questo caso non tanto, cioè mi sembra più lui, ho la sensazione che sia lui quello che è più farfallone. Dunque, mh. Cioè, anche se dovesse tornare, cara, sai, son quelle cose sempre un po' così, poi sei tanto giovane, hai tutta la vita davanti per trovarne uno meglio. Andiamo avanti. Allora, Marisa, ciao Ilde, vorrei sapere per Giuseppa, 9 maggio 36, se ha delle energie negative su di lei da parte di amiche. Beh, vediamo, vediamo. Per Giuseppa.
9 maggio 36. Ma guarda, diciamo che la negatività eventualmente ora cerchiamo di analizzare. Dunque, in passato comunque queste amiche, vediamo se riesco a inquadrare meglio le carte, va bene. Allora, in passato comunque queste amiche, uhm, sono state fonte di piacere comunque, perché abbiamo delle lame molto positive, speranza, stanza, gran consolazione, consolante sorpresa, imeneo, dunque insomma diciamo che è una stesa, che parla di come comunque vicino a lei ci siano persone o ci sono state persone veramente care, o comunque che le hanno dato delle gioie queste amicizie. Io ritengo però che al momento, al presente, forse in particolare c'è un'amica che per tutte le cose che le racconta le mette dei carichi addosso, okay? Dunque io ritengo che in particolare una, forse a furia di raccontarle disgrazie, disavventure e dispiaceri, le mette un po' addosso quella cappa, no, non tanto positiva. Però tolto questo, sai, magari anche un po' questione di età, del fatto che a un certo punto, anche l'accento o certe cose si acutizzino, certi tratti caratteriali siano un po' più ma un vero e proprio una vera e propria cosa, pesante su di lei, no, cioè non è che c'è chissà che roba, però diciamo che, abbiamo effettivamente sacerdote, vedovo, ammalato e casa, dunque diciamo che c'è qualcuno che, ehm, neanche per gelosia, è proprio un qualcuno che ha addosso tanta di sta cappa di dispiacere, di cose che un po' glielo trasmette, è cioè qualche amica è veramente un attimino che sai, ci sono, magari c'ha un'amica depressa vicino, lei cerca magari anche di starle vicino o di consolarla un po', ma capito, son quelle situazioni che poi ti tirano dentro e ti trascinano tuo malgrado. Comunque non c'è una cosa intenzionale, non credo, da quello che ho visto. Okay, a questo punto io, magari rispondo proprio l'ultimissima, visto che è una domanda di natura economica, così cambiamo un pochettino argomento. Rispondo all'ultima domanda vera. Vi rimando poi tutti gli altri a mercoledì sera, tornate sul canale YouTube del Marietto Veneziano, non saremo qui, saremo sul canale del Marietto, cercate proprio su YouTube Marietto Veneziano, mi raccomando iscrivetevi al suo canale se ancora non l'avete fatto così che potrete commentare mercoledì sera. Tra l'altro vi ricordo che mercoledì e sabato sono i giorni in cui rispondiamo in tandem, dunque avrete una doppia risposta, una col pendolino che dunque guarda al di là, tra l'altro, del limite temporale imposto dalla lettura delle sibille e dunque può vedere oltre i 3-6 mesi interrogati dalle sibille e poi vi rispondo anche io appunto descrivendo o facendo, come dice lui, una radiografia del momento e del prossimo periodo. Dunque Vera, 22 agosto 66, vediamo se la situazione economica migliorerà per Vera. Mm. Ma quante ne ho messe? Una di troppo.
stavo facendo un nuovo gioco, una nuova strategia, ma che non va. Eccoci qua, mi sono accorta che erano un po' troppe. Allora, voilà. Dunque, beh, in effetti hai conosciuto un recente rovescio di fortuna, no? È come dire che all'inizio le cose andavano piuttosto bene e improvvisamente qualcosa ha ribaltato un pochettino, procurandoti qualche dispiacere e timore per il futuro. Ora, in effetti, sacerdote, leggerezza, stanza, vedovo, parla di un periodo un po' particolare, un po' duro, dove probabilmente hai a che fare o con delle situazioni legali, comunque che ti impongono un clima di prudenza, di accortezza, probabilmente ti devi confrontare con qualcuno che ti possa dare dei suggerimenti, cioè vedo che comunque hai tutta una serie di rimpianti, forse in qualche occasione nel passato hai sbagliato alcune scelte e oggi sei un po' con qualche difficoltà, con qualche situazione per cui devi assolutamente prendere coscienza. Probabilmente sono situazioni dove non c'è più tanto margine di intervento e dunque si tratta di capire come limitare i danni. Però, mentre il presente ha ancora una cappa di severità e rigidità e di sacrificio, diciamo così, nel prossimo periodo abbiamo un nuovo avvio, ok? Un nuovo accordo molto produttivo e dunque le cose andranno a cambiare. Guarda come cambia nettamente, perché avremo allegria, gran signore e gran consolazione. Dunque, vedi che probabilmente proprio a livello lavorativo avrai o una nuova proposta o ci sarà un nuovo accordo, comunque la possibilità di un miglioramento, probabilmente anche di tipo economico, oppure ti viene proposto qualche ruolo, mansione, non vedo carte cambiamento, io ve lo dico sempre quando ci sono, in questo caso no, dunque secondo me o proprio c'è una nuova opportunità rispetto al lavoro di cui già ti occupi, oppure comunque c'è un accordo assolutamente favorevole che ti porterà anche dei riconoscimenti nei riguardi del tuo impegno e sicuramente ci sarà tanto da lavorare, da fare, anche se magari non risolverai immediatamente la situazione economica, però sarai contenta e sicuramente le prospettive sono molto favorevoli anche per il futuro. E la risposta comunque delle sibille è costanza, bambino, pensiero e sospiri. Dunque, verrai premiata perché sicuramente c'è una riuscita. È chiaro che devi fare attenzione perché la riuscita non è definitiva, è un po' precaria, va assolutamente strutturato tutto al meglio, devi riflettere bene e progettare bene perché è come se non facendolo rischieresti di perdere un'occasione o perché perdere un'occasione? Perché poi è possibile che l'opportunità si allontani, non si concretizzi se non strutturato bene. Dunque mi raccomando, ricordatelo che avrai una bella possibilità e di giocarti bene le tue carte. Bene, perfetto. Io con questo vi ringrazio, vi ricordo che comunque sono disponibile per consulti privati previo appuntamento, i consulti privati hanno un costo di 20 euro e una durata di 45-50 minuti, potete immaginare quante risposte possiamo dare in questo lasso di tempo, dunque se vi interessa un approfondimento privato non esitate a contattarmi tramite WhatsApp, altrimenti ci ritroviamo qui sul mio canale venerdì oppure sul canale di YouTube del Marietto Veneziano mercoledì. Grazie a tutti come sempre, vi auguro un buon proseguimento di serata e saluto tutti gli amici che mi hanno fatto compagnia, spero di esservi stata utile e ci ritroviamo appunto
mercoledì. Un abbraccio a tutti, buonanotte e grazie.